Eccoci qua ancora in diretta dal Museo del Mare, il Museo Galata per Truman TV a raccontare questa 2 giorni di convegno internazionale. Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie. Siamo qui con la professoressa Luisa Piccino dell'Università di Genova, grazie per essere con noi. Io vedo il titolo del suo intervento, L'oro rosso di Tabarca. Intuisco qualcosa, però me lo deve spiegare lei. Grazie, buongiorno a tutti. L'oro rosso di Tabarca cos'era? Era il corallo rosso che all'epoca abbondava nelle acque tabarchine e lungo le coste nordafricane, ed è il motivo principale che spinge i genovesi a iniziare a pescare in quelle acque e poi a creare degli insediamenti stabili per sfruttarle maggiormente, e da lì nasce la storia che andremo a raccontare in questa 2 giorni di convegno. Ecco, il corallo, mi corregga, è pubblicamente in diretta, sono sotto esame, però voglio dire, questo tipo di pesca, questo tipo di lavoro per questi signori, no? Voglio dire, che si immergevano, era una vita un po' grama. Era una vita molto dura, tant'è vero che studiando la documentazione relativa alla presenza dei pescatori che, come sappiamo, arrivavano da Pegli, Multedo e dintorni, studiando la documentazione che parla della loro vita lì, era una vita molto dura, anche perché a Tabarca, nelle coste barbaresche, si pescava tutto l'anno, quindi con qualsiasi tempo loro uscivano in mare. Quando il tempo lo consentiva restavano in mare anche una settimana, senza tornare a terra. Quando il tempo non lo consentiva facevano ritorno a terra con il pescato, che veniva poi pulito, messo nei magazzini di Tabarca e ogni 3-4 mesi inviato a Genova, dove poi veniva venduto per la lavorazione e poi distribuito e rivenduto in tutto il mondo. Ecco, insomma, questo è anche poi il lato interessante, perché poi è il lato economico, incroci di storia, incroci di famiglie, i Lomellini, ma anche i Grimaldi. Esattamente, la cosa interessante è che inizialmente questa attività di pesca vede coinvolti non solo i Lomellini ma anche alcuni esponenti della famiglia Grimaldi, che evidentemente tra l'altro erano legati all'epoca anche ad Andrea Doria, erano tra i finanziatori della Corona di Spagna e quindi si interessano e partecipano quantomeno nelle prime fasi a questa iniziativa, ma qua e là la loro presenza ritorna, è meno nota di quella dei Lomellini ma da studiare ancora. E lei lo farà appunto nel corso del suo intervento, L'oro rosso di Tabarca. Grazie professoressa per essere stata con noi. Grazie a voi. Una finestra su Monaco.